Buon pomeriggio, ben trovati al nostro Focus di oggi. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa durante un nostro servizio nel telegiornale. È estate e l'SOS che riguarda l'esigenza di donare sangue puntualmente si ripresenta. È un problema collegato all'estate, non solo, della donazione di sangue, dell'esigenza e l'importanza soprattutto di un dono che non deve essere una cosa occasionale ma diventare piuttosto una preziosa abitudine. Parliamo oggi con i nostri ospiti, quindi do il benvenuto a Nuccio Sciacca, il dottore Nuccio Sciacca, che è direttore dell'unità operativa complessa di immunoematologia e medicina trasfusionale all'ospedale Garibaldi di Catania. Buon pomeriggio. Grazie dell'invito. E allora, preziosa sta nel nostro titolo, e preziosa è certamente l'azione delle associazioni per quanto riguarda la raccolta del sangue. Do il benvenuto a Salvo Caruso, presidente di Fidas Sicilia. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a lei, grazie per l'invito. Allora, partiamo subito da questo SOS che è stato lanciato ed è, come dicevamo, un SOS ricorrente soprattutto durante l'estate. Dottore Sciacca, cosa succede durante l'estate? Che cosa fanno i vostri donatori abituali? I nostri donatori abituali purtroppo vanno più spesso al mare, magari qualcuno dimentica, tra virgolette, di venire a donare il sangue, perché quest'anno effettivamente, nonostante il grande impegno di tutte le associazioni di volontariato che ci supportano, non dimentichiamo che nella nostra regione il 95% della raccolta di sangue e di emocomponenti viene effettuato proprio dalle associazioni, dicevo, nonostante il loro impegno abbiamo registrato una emergenza sangue precoce, perché noi siamo abituati, ne faremmo volentieri a meno, però ad avere questa carenza di donazioni e di donatori nel mese di agosto. Quest'anno è partita prima l'emergenza, già a fine giugno, lo avete evidenziato anche voi nel vostro servizio, nel telegiornale, un centro come il nostro che ogni anno distribuisce non solo ai reparti dell'Arnas Garibaldi ma anche alle case di cura convenzionate, tra cui un centro di cardiochirurgia, il centro cuore di Pedara, che ha una grandissima, numerosissima utenza, 15.000 unità, si è trovato in difficoltà e addirittura quando mi ha chiamato il giornalista De Mana gli ho detto: in questo momento io ho solo 3 zeri negativi nella frigo emoteca, proprio a testimonianza di una situazione drammatica, perché basta un evento acuto che può arrivare dal pronto soccorso, come può arrivare dal centro di cardiochirurgia o dalle alte specializzazioni chirurgiche che ci sono nel presidio di Nesima, manda in tilt tutto il sistema. Allora, da quello che sento dire al dottore Sciacca, dunque il 95% del sangue raccolto è ad opera delle associazioni, dunque il rapporto con i donatori è molto diciamo più stretto proprio da parte delle associazioni verso appunto questi donatori. Presidente, lo chiedo a lei, da parte vostra ovviamente c'è un bacino di donatori a cui vi riferite e che si riferisce a voi così come alle altre associazioni. Da parte vostra c'è, come dire, una telefonata per ricordare, c'è una sensibilizzazione al tema, cioè anche voi fate opere di sensibilizzazione o comunque siete solo il luogo in cui il donatore si rivolge? No, ma sicuramente l'impegno delle associazioni è costante, innanzitutto in quelle che sono le priorità e le finalità fondamentali delle associazioni, che sono appunto quelle di promuovere la cultura della donazione e quella di creare sempre più un'ampia base di donatori nell'ambito della popolazione. Questo è il principale obiettivo e finalità che le associazioni di donatori si pongono nella loro attività quotidiana. Sicuramente nel tempo poi si è anche aggregata un'attività di raccolta
che ha sostenuto, aiutato e sopperito in alcune realtà regionali quelle che sono le carenze del sistema sanitario pubblico nella raccolta di sangue. Devo dire che l'impegno è costante, sempre di più in questo periodo estivo si intensifica l'attività di sensibilizzazione nei confronti dei nostri donatori. Il problema è legato al fatto, lo accennavo poco fa anche il dottore Sciacca, che il donatore periodico che ordinariamente nel corso dell'anno si avvicina alla donazione del sangue nel rispetto di quelle che è la tempistica delle scadenze dei 3 mesi per le donazioni per gli uomini e via dicendo, e quindi risponde in maniera più responsabile appunto alle chiamate per la donazione, nel periodo estivo è distratto da tanti fattori e quindi si allontana un po' da quella ordinarietà nell'avvicinarsi al dono del sangue, e questo crea le difficoltà e i disagi di cui oggi stiamo parlando. Ma il vero problema a monte, sì, facevo poco fa qualche calcolo, come purtroppo quello che manca è un bacino di donatori che possa soddisfare le necessità di autosufficienza per tutti i 365 giorni l'anno. Noi abbiamo necessità di incrementare sempre di più, ma non soltanto nel periodo estivo, in cui spesso purtroppo le difficoltà, le criticità, spesso anche le questioni di natura emotiva magari poi invitano qualcuno ad avvicinarsi a questo gesto, ma nel corso dell'anno dobbiamo creare le occasioni perché il donatore, sempre più cittadini si avvicinano a questo gesto che mi piace la definizione che avete dato voi oggi, preziosa abitudine, quella di donare sangue. Le do soltanto un dato, che appena il 5% della popolazione abile dalla donazione si avvicina appunto alla donazione. allora, Il 3%... sì, ascolti un attimo, Presidente, andiamo per step, va bene? Andiamo per step. Io ho ascoltato quello che lei ha detto e le faccio una domanda, però mi deve rispondere in modo secco. Lei ha parlato di carenze del sistema pubblico per quanto riguarda la raccolta, cioè lei vuole dire che le associazioni in qualche modo colmano quelle che sono le carenze, ma di che carenze stiamo parlando? Ma storicamente, diciamo, in Sicilia, a differenza di altre regioni, si è sviluppata in maniera molto diffusa su tutto il territorio regionale la raccolta associativa, appunto per venire incontro alle esigenze dei donatori in una realtà territoriale molto varia, molto frastagliata e spesso anche lontana da quelle che sono i centri di raccolta che afferiscono alle strutture ospedaliere o sanitarie, e quindi ha favorito con una capillarità di perfetto, quindi è più capillare, c'è anche un problema geografico, no? Per poter raggiungere magari le strutture pubbliche dove si effettua. E questo già è un punto. Poi lei ha parlato di un'altra cosa che di base credo che sia condivisibile. Se è vero che c'è una crisi forte, soprattutto in estate, la crisi si sentirebbe meno qualora i donatori fossero tanti di più. E per essere tanti di più bisognerà in qualche modo portare avanti una campagna di sensibilizzazione verso la giovane generazione. Dicevamo prima di entrare in diretta col dottore Sciacca che sta invecchiando la popolazione dei donatori. Perché? Perché è una cultura, quella della donazione, che forse è arrivato fino a un certo punto e poi è come se si fosse interrotta. C'è un dato confortante però di cui sicuramente anche il Presidente Caruso è a conoscenza, che è stato comunicato in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue che si è celebrata il 14 giugno. Per la prima volta da 10 anni nel 2023, speriamo che questa tendenza prosegua anche nel 2024, i donatori compresi nella fascia d'età tra 18 e 45 anni hanno avuto un aumento, 7.000 unità rispetto all'anno precedente. Poi, altro dato positivo che speriamo si ripeta anche nel 2024, nel mese di agosto, periodo drammatico per noi trasfusionisti, nel quale di solito di regola si acutizza l'esigenza di sangue, nessuna regione, quindi anche la Sicilia che fa parte di quelle 3 regioni,
le altre due sono il Lazio e la Sardegna, che hanno delle grosse difficoltà, ha avuto bisogno di richiedere sangue ad altre regioni. E questo è un dato confortante, ma non è sufficiente. Allora, cosa si fa? Si dovrebbe sensibilizzare nei confronti del dono. Bisognerebbe innanzitutto capire che cosa significa donare il sangue, partendo dal presupposto che quando noi doniamo non stiamo donando a chiunque, è come se stessimo donando a noi stessi, no? Perché il dono è, ne parlavo con il collega che poc'anzi ha condotto il TG, e lui mi diceva, nel donare è come se io stessi donando a mio padre, a mia madre, a mia sorella, a mio fratello, alle persone e agli amici, cioè il dono è qualcosa di concreto che oggi non ci riguarda, ma domani potrebbe anche riguardarci, cioè pensiamo sempre che quando doniamo possiamo anche fare un dono, un regalo a noi stessi. Ed è un qualcosa che fa anche bene. Sì, ma tornando a questo, vorrei elogiare ancora una volta il nostro Paese, perché nel nostro Paese, lo sanno bene le associazioni di volontariato, il dono è volontario e gratuito. E questo è importante. Una cosa importantissima. In America donano e vengono pagati $30-40 per ogni donazione di plasma, e quindi quel senso di responsabilità che noi abbiamo quando doniamo il sangue, se io so di non poter donare il sangue, se il medico che mi sta di fronte, che mi seleziona tra i donatori, ha qualche dubbio su quello che gli ho raccontato, quindi posso anche trasmettere una patologia, io non dono. In America invece, faccio un esempio, ma ci sono tantissimi altri paesi anche europei dove viene retribuito il donatore. Se io ho bisogno, perché devo portarli a casa, di quei $30-40 o 40-50 euro, nascondo delle eventuali problematiche e patologie, e quindi posso anche trasmettere delle malattie pur di incamerare quei soldi. Quindi teniamoci ben stretto questo senso del volontariato che c'è nel nostro Paese. E questo, dottore Sciacca, sfata anche uno dei falsi miti che girano attorno al tema della donazione, no? Il fatto è assolutamente chiaro, quindi è un dono spontaneo, gratuito, dove non c'è il denaro come dire, a coprire eventuali problemi. Cioè donare in Italia vuol dire essere sicuri di donare e di ricevere il Attenzione, sangue. perché c'è un rovescio della medaglia. Noi siamo autosufficienti per i globuli rossi, per le trasfusioni di globuli rossi, ma non siamo autosufficienti per i plasma derivati. Quando noi abbiamo bisogno dell'antitetanica e l'andiamo a prendere in farmacia, quello è un plasma derivato. Quando abbiamo bisogno Vogliamo di spiegare che significa però, dottore, un attimo, all'utente questo, a chi ci ascolta? Sì. Il plasma è una parte, è un emocomponente, quindi quando io faccio una donazione di sangue intero, il centro trasfusionale come il nostro del Garibaldi scompone quel sangue intero e ottiene globuli rossi concentrati che vanno per esempio a un soggetto anemico, a un politrasfuso come i tanti talassemici che ci sono nella nostra regione, e il plasma viene utilizzato e da quel plasma otteniamo dei medicinali che si chiamano plasma derivati, che sono quelli che citavo poco fa, le immunoglobuline, l'albumina, e questo è il rovescio della medaglia, che noi avremmo bisogno di tante donazioni di solo plasma perché abbiamo bisogno di rivolgerci all'estero, noi non siamo autosufficienti, quindi da una parte abbiamo dei globuli rossi assolutamente sicuri perché sono tutti italiani, ma per i plasma derivati abbiamo bisogno di fare arrivare il plasma da altri paesi dove perché purtroppo... comunque sia chiaro, cioè il plasma è sempre diciamo, il frutto di una scomposizione che avviene nei laboratori, o no, potete prelevare solo... Si può, e qui lo sa molto bene il presidente Caruso, perché loro raccolgono molto plasma, si può donare solo il plasma, anzi si può donare non dopo 3 mesi, dopo 15 giorni. Presidente, è così, quindi insomma c'è anche questa possibilità, no?
Sicuramente devo dire che anche grazie alla sensibilità che il dottore Sciacca un po' ha trasmesso a tutte le realtà convenzionate con il servizio trasfuzionale dell'ANAS, noi già da tempo abbiamo attivato, abbiamo integrato presso le nostre unità di raccolta associative pure la raccolta del plasma ed devo dire che abbiamo avuto un notevolissimo riscontro da parte degli stessi donatori che abbinano un po' a quello che è la raccolta la donazione ordinaria di sangue, anche quella del plasma. Come diceva il dottore Sciacca, ancora purtroppo in Sicilia siamo in uno stato di carenza di plasma e quindi c'è un impegno diffuso che parte dall'assessorato regionale alla salute, che attraverso le sollecitazioni e sensibilizzazione che rivolge alle varie strutture sanitarie e da queste nei confronti delle associazioni, perché sempre di più si possa incentivare la donazione di plasma. Soltanto un dato, l'indicazione dell'obiettivo che pone l'assessorato, il Ministero della Salute sul plasma è quello di 18 kg per 1000 abitanti. A noi in Sicilia sarebbe questo obiettivo sarebbe quello dei 90.000 kg di plasma l'anno, appena quest'anno siamo arrivati a 72.000, quindi ancora c'è un bel po' di strada da fare, ma devo dire che grazie alla disponibilità dei servizi trasfusionali che mettono a disposizione le strutture, la tecnologia, anche la formazione per il personale associativo e quindi dotano anche le unità di raccolta associative dei macchinari per le plasmaferesi, devo dire che notevoli passi e segnali incoraggianti si sono registrati nell'ultimo periodo. Benissimo, allora noi adesso ci fermiamo un attimo, abbiamo una pausa brevissima e poi andremo anche a capire, per cose che per voi sono scontate, sono normali e basilari, faremo alcune domande su quelle che sono le caratteristiche che bisogna avere per poter donare, eventuali come dire, risvolti positivi o se ce ne sono negativi, insomma cerchiamo di chiarire qualcosa per il nostro pubblico e di trovare magari qualcuno che finita la trasmissione dirà domani vado a donare e io sono tra quelli. Pubblicità e torniamo. Tornati in studio, il nostro focus obiettivo puntato sulla donazione del sangue, l'obiettivo puntato dal Ministero che ha realizzato una campagna promozionale, uno spot che invita al dono, così lo vediamo. Danos. Andiamo. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. Che fai? Chiamo tutti a raccolta. E tu che aspetti? Che venga a prenderti io? Dona vita, dona sangue. Grazie al Ministero della Salute, io però devo confessare che non l'ho ancora visto questo spot da nessuna parte e onestamente parlando è uno spot che parla ai giovani, erano quasi tutti giovanissimi e i giovani parlano un altro linguaggio, i giovani parlano il linguaggio dei social, dunque l'invito che mi sento di fare a chi ci sta seguendo è di cercare questa clip e di condividerla. Cominciamo noi cittadini a condividere questo video nei nostri social perché è fondamentale, se ci rivolgiamo ai giovani, parlare il loro linguaggio, dottore. Assolutamente, lo abbiamo visto tutti, è stato privilegiato questo approccio comunicativo volutamente più leggero, però al tempo stesso con un tono chiaro, deciso nel messaggio. E chi è l'interlocutore di Castrogiovanni? Una bambina che non dona il sangue, ma cresce con la cultura della donazione. Perché la bambina non dona? Perché si può donare entro che range di età? Dai 18 ai 65 anni. Questo non significa che dopo i 65 anni non si possa donare. Si può continuare a donare
ad oltranza, Sì. e se il medico selezionatore riconosce che quello è, e questo basta guardare la cartella del donatore, è un donatore periodico, Sì. non ha avuto problemi, quindi magari con una visita particolarmente approfondita ogni anno, che comprende quindi anche la visita cardiologica, l'elettrocardiogramma, si può continuare a donare oltre. Allora, Presidente Caruso, invece, mi dica quali sono le principali paure che si sente di sfatare o di raccontarci di chi si approccia, chi inizia il suo percorso nella donazione. Ci sono dei luoghi comuni che si sente di sfatare? Sì, sicuramente, soprattutto qua al sud, dalle esperienze un po' che avvertiamo ogni qualvolta entriamo in contatto soprattutto con i giovani nelle scuole, quando svolgiamo la nostra attività ordinaria di promozione della cultura del dono, ci imbattiamo sempre nella preoccupazione del lago, dolore del lago, il problema delle infezioni che possono essere conseguenza un po' della donazione, e a volte ancora ritornano in mente i periodi bui di qualche decennio fa, quando soprattutto nel sud il sangue si vendeva e si comprava. Se pensiamo un po' a quelli che sono un po' più avanti negli anni, alla banca del sangue che c'era Vittorio Emanuele, dove ogni giorno per Parliamo degli anni 60. Parliamo degli anni 60, no, giustamente il dottore Sciacca vuole specificare. Ma infatti io parlavo, mi riferivo a qualche decennio fa, esatto. Ma che ancora purtroppo permane ancora questa idea che dietro il sangue ci possa essere un'attività non dico di business, il termine è brutto, ma di compravendita. Ecco, noi cerchiamo attraverso anche la nostra esperienza e l'esperienza, anche la testimonianza che portiamo anche attraverso i nostri giovani donatori, di sfatare un po' tutti questi pregiudizi. Il sangue non fa male, diciamo spesso che è meno doloroso che fare l'agopuntura, mettere il tatuaggio e mettere il piercing. Quindi va dico, bene. per i giovani che sono abitualmente... Però Presidente, nello stesso tempo diciamo anche al pubblico che ci segue che non è, cioè, è giusto fare le domande, cioè è giusto avere i dubbi di qualsiasi tipo, no? L'importante è fare le domande ai professionisti, cioè a chi opera in questo settore, perché si possano avere delle risposte certe. Non basta prendere il telefonino e dire allora fa bene fare la donazione, no, andiamo nei centri, chiediamo, parliamo con i medici, parliamo con le associazioni e avremo le nostre risposte. Anche perché la nostra regione è una delle 4 regioni italiane che offre una doppia garanzia, cioè da noi esiste la cosiddetta donazione differita, cioè io non posso domani andare al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi e dire voglio donare il sangue e dopo la visita mi ritrovo sulla poltrona da salasso a donare il sangue, assolutamente no. Prima devo superare il cosiddetto test di idoneità. Qual è il test? Che cosa comprende? comprende? Il test di idoneità comprende innanzitutto il colloquio con il medico selezionatore, anamnesi, capire se ci possono essere stati degli eventi, un intervento chirurgico importante meno di 4 mesi prima, o un tatuaggio, poco fa parlavamo appunto anche di questo, o un rapporto a rischio, insomma qualche cosa per cui il medico selezionatore, che è ben formato e ben istruito, dirà al candidato donatore no, guarda, tu non puoi donare. Se si passa questo step, si passa non alla donazione, al prelievo di una provetta di pochi ml con cui si fanno le stesse, attenzione, gli stessi esami che si fanno al momento della donazione, e dopo 48 ore sapremo se si è idonei. E tutto questo è fattibile anche nell'ambito delle associazioni, cioè non necessariamente all'ospedale, giusto? Io ho fatto l'esempio per no, ma è giusto dirlo. Sono tante le associazioni, non è giusto dire Fidas, Croce Rossa, tutte le associazioni, Aris, noi oggi abbiamo Fidas, ma le ricordiamo, sono tantissime, infatti. E tutte accreditate, validissime, ci mancherebbe altro. Quindi diciamo, ecco, questo è un ulteriore step importante. Ho la
pressione bassa, non posso donare il sangue. Non puoi donare il sangue oggi, in quel momento, perché può darsi che è il 18 luglio e ci sono 43 gradi ed è normale che tu abbia la pressione bassa, ma questo non significa che ti escludo dalla donazione. Quindi, se mai vi hanno detto non puoi donare il sangue, non sei idoneo a donare il sangue, badate bene che non siete stati idonei in quel momento per una situazione contingente. Allora, Presidente, sangue, gruppo sanguigno, fattore RH, ci sono evidentemente diversi gradi forse di rarità di questo importantissimo sangue e dell'importantissimo plasma. Ci sono ovviamente delle esigenze verso alcuni gruppi sanguigni o no? O comunque il dono è tutto uguale? No, guardi, sicuramente il dono è tutto uguale. Devo dire che una delle prerogative delle realtà associative è quella di operare la propria attività in stretta collaborazione, sinergie e programmazione con i servizi trasfusionali di riferimento, sì. Così che a volte, oltre che le attività programmate nelle giornate di raccolta che viene fatta per tutto l'anno, noi seguiamo spesso le indicazioni che ci provengono dal servizio trasfusionale laddove ci sono delle richieste specifiche di alcune tipologie di gruppi sanguigni rispetto ad altre secondo un po' le disponibilità o le esigenze che ha il servizio trasfusionale di riferimento. Allora mi blocco, la blocco e vado subito al dottore. Ci sono delle esigenze particolari invece di gruppi sanguigni o di fattore RH mancante che poi è ovviamente... Ci sono i cosiddetti gruppi rari. Tutti gli RH negativo sono dei gruppi rari e noi abbiamo dei politrasfusi, al Garibaldi assistiamo 200, forse anche qualcosa in più, pazienti talassemici che d'estate, d'inverno hanno bisogno ogni 15 giorni di 2 unità. E se questo paziente è di un gruppo RH negativo noi abbiamo difficoltà perché i donatori purtroppo in proporzione mancano per ogni gruppo. Allora, il dottore Sciacca, che oltre a essere primario è anche, come dire, un uomo di televisione perché ha regalato a questa rete dei programmi di medicina davvero indimenticabili, trasmissioni di grande impatto con il pubblico, per cui l'uomo di televisione, mi rivolgo a lui, sa bene che abbiamo sforato il nostro tempo e che quindi siamo arrivati al termine di questa puntata. Io vi ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Invito il nostro pubblico a continuare a fare le domande alla nostra messaggeria e cercherò di girarle ovviamente al dottore Sciacca ma anche al presidente della Fides Sicilia, perché è importante donare a noi, ai nostri parenti, a chi domani potrà avere bisogno, all'estraneo, a chiunque. Il dono è un dono e in quanto tale non va in qualche modo collegato a qualcosa in particolare. Per cui fatelo, rivolgetevi agli ospedali, rivolgetevi alle associazioni, perché donare davvero è qualcosa che fa bene forse in primis a noi stessi. Grazie per averci seguito, il nostro Focus tornerà domani venerdì, insieme al sindaco di Catania. A tutti buon pomeriggio.